Bene, buonasera a tutti, buonasera a Federica Sgarbi che ha accolto il nostro invito. Questo è l'ultimo incontro prima di Natale per una delle due rubriche che sto curando per Mestre Mia, l'incontro con l'autore. Domani, sabato alle 10, avremo l'ultimo incontro per la rubrica invece Libri sotto l'albero. Allora, io ringrazio davvero tantissimo Federica perché è arrivata da Verona in un momento non particolarmente semplice, un po' per la gestione della macchina, per i chilometri, per gli intasamenti dovuti a questi ultimi giorni di spostamenti più o meno liberi in attesa di ulteriori restrizioni, ma sono davvero felice di poter parlare con lei di questo suo romanzo, che è un romanzo che ho letto appena uscito, che ho amato molto e che offre parecchi spunti di analisi e ci riguarda tutti. Questo è la cosa più importante secondo me, che parla di noi e parla a noi, pur non raccontando esattamente di ognuno di noi. L'eredità dei vivi, Federica. Allora intanto vi presento l'autrice, che è veronese, dove è cresciuta, ha lavorato come giornalista per il Gazzettino, anche per l'Arena e anche per l'Arena e anche per altri quotidiani. Vuoi dire tu? No. Sì, hai una biografia molto lunga e complessa lunga che cercherò di sintetizzare al mio meglio. Ha pubblicato romanzi, 2 colonne taglio masso, che è sostanzialmente un noir nell'ambito del giornalismo, per Sironi nel 2008, e L'Avvocato G per Intermezzi nel 2016, che invece è una storia d'amore con molte implicazioni. E il saggio nel 2011 per Minimum Fax, Il paese dei buoni e dei cattivi, perché il giornalismo invece di informarci ci dice da che parte stare. Già il titolo è molto interessante e dice molto del taglio di questa analisi. Nel 2015 ha curato con Catherine Dunn, la scrittrice inglese, l'antologia italo-irlandese Tra una vita e l'altra per Wanda. Federica, veniamo adesso, insomma, quel poco che si poteva dire nella sintesi, spero di aver detto le cose più importanti. Ma certo. Allora, l'eredità dei vivi. Questo è un romanzo dove c'è una figura di donna potente, Rosa, che viene raccontata dalla figlia, che è la voce narrante del romanzo. Ve lo mostro, questa è la bella copertina. Rosa è una donna che ha un percorso di crescita molto forte, molto importante. Lei arriva dal sud, viene su al nord, attraversa tutta la storia d'Italia dagli anni 50 fino ai giorni nostri. È una donna intransigente, determinata, molto molto forte. Ma non è solo questo, è anche la madre di Francesco, il secondogenito, è la primogenita che racconta questa storia. Un bambino che nasce sano, questo è il dramma nel dramma, ma che per un errore di una infermiera che si dimentica di dire nel cambio turno di chiudere, di abbassare la temperatura della culletta dove lui, nato prematuro, è inserito, diventa disabile grave. Quindi nella difficoltà di accettare una vita che sarà sicuramente difficilissima, c'è anche questa ulteriore difficoltà di accettazione. Allora, questa situazione porterà Rosa a combattere tutta la vita per i diritti non solo di suo figlio ma di tutti i disabili. Diciamo che questo è un po' il contesto e la cornice, ma questo romanzo è molto di più, perché questo romanzo parla dell'Italia, parla di quello che è accaduto nel nostro paese dagli anni 50 in poi, parla delle lotte politiche, della crescita culturale, dell'emancipazione femminile, di tutto ciò che le donne hanno fatto con grande fatica e grande determinazione. Io prima di addentrarmi, Federica, in questo romanzo, volevo chiederti subito questo, anche perché si collega molto ad un'esperienza che sto vivendo da molti anni, che è quella di Carta Carbone, il Festival dell'autobiografia. Questo non si può considerare un romanzo autobiografico, anche se lo dici molto chiaramente, insomma non lo nascondi affatto,
che Rosa è tua madre e la voce narrante è la figlia in cui appunto tu ti identifichi comunque sei, ma non è un libro autobiografico, nel senso che questa storia man mano che la leggiamo diventa la nostra storia e ognuno ci si può riconoscere in modo anche diverso. Allora, è vero che ognuno di noi ha una storia importante, tutte le storie vanno raccontate, non si deve avere paura di parlare della propria storia, non dico romanzandola, ma facendola diventare romanzo, quindi fiction, quindi altro da noi, qualcosa che si colloca in una dimensione diversa dall'autobiografia e diventa letteratura. Questo è la letteratura, saper parlare a tutti parlando di un caso che può essere specifico ma che racchiude molte implicazioni che ognuno di noi può aver sperimentato o nelle quali in qualche modo si può ritrovare. Allora, io volevo chiederti questo, se tu l'hai detto in un'intervista una cosa simile, molto meglio di quello che sto dicendo io, ma come, ecco, e quello che a me interessa è sapere come tu ti sei autorizzata a fare questo, cioè a parlare di cose molto intime rendendole collettive. È una cosa difficile, hai ragione, perché non soltanto scrivere è una di quelle cose che sembrano sempre un privilegio, ma scrivere di sé e attorno a sé, partendo da sé, essendo donne poi, è una cosa... Figlia e madre. Certo, è una cosa ancora più difficile. Io avevo fatto dei test con alcune amiche che pure scrivono e il feedback che era arrivato è ma sei sicura che a chi interessa? Per me è stata una mazzolata terribile, perché in effetti era ovviamente la prima domanda che mi sono fatta, ma chi può mai interessare? Però io ho sempre avuto l'idea che nella storia di mia madre, nei tornanti, nelle curve, nei bivi, nelle rotonde anche, perché ci sono state anche quelle che magari l'hanno fatta ritornare indietro, ci fosse qualcosa che meritasse di essere raccontato. Perché aveva un senso non soltanto in relazione a un destino individuale, ma anche in relazione alla possibilità che altre persone, avendo pur vissuto situazioni completamente diverse, riuscissero a recuperare pezzi di sé. E a un certo punto mi è sembrato quasi di avere, è improprio quello che dico, non intendo esattamente questo, però di avere quasi il dovere di raccontarla, di autorizzarmi a raccontarla. E poi c'è stata un'altra cosa, che nel frattempo mi sono accorta che non avevo più paura di raccontare, non avevo più paura del giudizio degli altri, non avevo più paura di espormi, non avevo più paura di mettere fuori quello che io decidevo di mettere fuori, naturalmente, perché c'è tutto, come è ovvio, e alcune cose sono modificate, incurvate, mascherate, però ecco, non ho più paura. Arriva un'età in cui non si ha più paura probabilmente, e questa è stata una delle cose più belle che mi sono successe con questo libro. Ho scoperto che non avevo più paura, non di scrivere perlomeno, non di dire, non di parlare di me. Per fortuna per noi, perché è uscito questo romanzo. Io ti ho conosciuto quando è uscita l'antologia curata da Francesca Visentin, Io ciao sono Francesca. Il Nord-Est, che la salutiamo se ci guarda, ciao Francesca, dove c'era un tuo racconto che aveva un titolo molto, molto originale, anche coraggioso, anche lì, no? Il mondo è pieno di stronze, in un'antologia al femminile. Io l'ho trovato non solo molto centrato, ma insomma anche divertente come approccio, perché Federica è una donna coraggiosa e non ha peli sulla lingua mai, quello che deve dire lo dice, un po' come Rosa, in questo si assomigliano i due personaggi. Allora, abbiamo detto che è la storia di questa donna, ma è la storia anche di una maternità molto complessa, una maternità che, tu l'hai detto in un'intervista, imprigiona in qualche modo la figlia, che diventa simbiotica nei rapporti con la madre si appoggia molto a questa figlia che viene vissuta
come una persona quasi alla pari, anche piccolissima, che l'accompagna ovunque nelle sue lotte, che ascolta le sue conversazioni al telefono, che assorbe il suo dolore, le sue difficoltà, i suoi momenti di crisi, i suoi momenti di battaglia nei confronti di un mondo che le rende la vita molto difficile nella gestione, nel tentativo di curare e di aiutare questo figlio gravemente disabile. Però tu dici anche che nonostante questo rapporto così forte, così stretto, così ricco d'amore, diventi una prigione, ma che la stessa madre ti abbia dato alla figlia le chiavi per aprirla questa prigione, per liberarsene. E questo nel rapporto madre-figlia, che è un rapporto molto complesso, che mi ha toccato nel profondo. Ti ricordi, quando ho finito di leggere il libro volevo scriverti, poi ho pensato no, la chiamo, perché questo è un libro molto carnale, dove il corpo è molto importante, la voce fa parte del corpo. Io avevo bisogno di parlare con te e di comunicarti tutte le emozioni e la commozione che mi ha dato questo libro. E quindi vorrei che tu mi raccontassi un po' questo rapporto, che è un po' il rapporto che lega molto spesso madre e figlia, per cui la figlia si deve liberare di questo cordone ombelicale, lo deve fare pur con grande amore, le difficoltà, la complessità, ma anche le contraddizioni che ci sono in questo amore, che io ho sentito molto vero e raccontato con grande sincerità da parte di una figlia che non fugge dalle ombre, non fugge anche dai suoi tentativi di allontanarsi in modo alle volte anche, non dico brutale, ma forte, ecco, forte. Sì, la storia delle madri e delle figlie è una storia complicata, sempre credo. Io ho un figlio maschio e non è che la storia tra madri e figli maschi sia meno complicata. Io ne ho due, penso a te. quindi non so, è certamente qualcosa che ha a che vedere con le fibre più profonde del nostro essere, e quindi è inevitabile che finisca per scontare echi e conseguenze del passato di ciascuna madre e delle aspettative di ciascuna madre. E mia madre si è trovata ad avere un solo possibile alleato, ed ero io. E questa situazione, giusta o no che fosse, era inevitabile. E quindi nel corso del tempo, a mano che io diventavo grande, quello che riuscivo a capire era che quella era la mia vita, e indipendentemente dal fatto che mi piacesse o no, dovevo cercare di fare i conti con quello. Questo però non mi ha impedito, anzi mi ha obbligato a ripensarci, a riguardare le cose. Ci sono ancora alcuni momenti in cui mi rendo conto che della bambina che io sono stata, del suo dolore, del suo senso di ridicola e poetica onnipotenza, nessuno si è mai fatto veramente carico. E questo può essere molto pesante, ma può anche essere una realizzazione molto vitale, perché è arrivato il momento che di quella bambina lì si faccia carico qualcun altro, chi se non io, chi se non me, chi se non noi, me più la bambina. E le chiavi della prigione mia madre me le ha consegnate in molti modi. Quando c'era da decidere se mio fratello sarebbe rimasto a casa con noi o sarebbe andato in istituto, perché mia madre era a quell'epoca ricoverata in ospedale per una malattia autoimmune, perché non ci siamo fatti mancare niente. Allora è stata mia madre a dire: vabbè, ok, lo devi fare tu perché io sono in ospedale, però la decisione la prendo io, perché se per caso dovessi non sopravvivere a questa malattia che ho, finirebbe che tu dovresti assumerti la responsabilità e prendere la decisione in prima persona, quindi non ti preoccupare, lo fai su delega. E poi quando io cominciai a lavorare come giornalista, prendendo una cifra irrisoria, ma per fortuna lavoravo così tanto che non avevo nemmeno il tempo di spendere i soldi, ho deciso di andare a vivere da sola, e mia madre mi disse: vai, scappa, perché figlio è lui, figlia sei tu, se rimani qui corri il rischio di rimanere incastrata. Quindi la sua consapevolezza del fatto che io avevo diritto a fare il mio, come dire,
è sempre stata una forza liberatoria. E lei era consapevole sia della sua necessità del legame, sia della sua necessità fusionale, sia della sua necessità di prendere distanza da me e di consentire a me di prendere distanza da lei. E questo è stato un passaggio, io direi, che abbiamo fatto insieme, e fino al punto in cui io mi sono convinta che lei abbia accettato l'idea di morire nel momento in cui ha realizzato che aveva bisogno di restituirmi appunto alla mia impotenza, facendomi tornare il normale essere umano che di fronte alla tragedia o al dolore o alle avventure assorbenti e totalizzanti della vita di un'altra persona non ha alcun potere se non quello di osservare ed eventualmente consolare, ma non di risolvere alcunché. E questa è stata un'altra grande lezione, questa è stata, come posso dire, la vera eredità. Io credo che la consapevolezza della nostra impotenza sia molto fruttuosa, perché ci consente di concentrarci sulle cose che invece abbiamo la possibilità di modificare. Sono poche, ci appartengono tutte, fanno parte di uno sforzo intenso e mai ultimato, però sono il trionfo del piccolo potere di cambiare le cose e contemporaneamente della consapevolezza che non c'è spazio per altro, soprattutto in uno scenario come questo, nel quale apri la porta di casa tua e quello che ti trovi socialmente e politicamente non fa altro che rimandarti il messaggio che non esiste collettività, non esiste pensiero comunitario, non esiste orizzonte politico, non esiste battaglia comune, non esiste confronto possibile, non esiste l'idea che l'unione fa la forza e non esiste l'idea che i diritti di uno sono i diritti di tanti, e anzi i diritti vengono considerati conflittuali gli uni con gli altri. Per dirne una, mi viene in mente tutta la battaglia che io faccio fatica a capire di un certo femminismo che ha deciso che il mondo trans è antifemminista, per esempio. Io non vedo contraddizione nel riconoscimento e nella messa in pratica dei diritti dei cittadini, qualunque sia la loro condizione personale, e faccio molta fatica a entrare in questa logica che è conflittuale, ma non è conflittuale in un modo sano, perché il conflitto presuppone il riconoscimento dell'altro, perché affinché si possa dare il conflitto è necessario capire quali sono le ragioni dell'altro e contestarle. Questo invece è un conflitto che si basa su una idea di schieramento, non questo di cui ho segnatamente parlato, ma in generale il tipo di conflitto di fronte al quale siamo messi è questo: o stai da una parte o stai da un'altra, prima ancora di aver capito cosa quella parte o l'altra parte propagandino e dicono, perché alla fine tutto quanto esiste in forma di parola d'ordine e in forma di richiamo simbolico a qualcosa a cui tu ti aggrappi come dichiarazione identitaria. Mi rendo conto che ho deragliato, quindi torniamo. Pure al libro. E perché appunto, come dicevo prima in apertura, questo è un romanzo molto denso, molto ricco di spunti, di temi, e quindi si può deragliare, chiaramente partendo da qualcosa che c'è qui dentro, poi si spazia. Allora, una cosa mi ha molto colpito, che è legata al fatto che quando in una famiglia entra una persona disabile, si viene un po' circondati dallo sguardo degli altri, che tu chiami con una parola che hai creato, un neologismo, che è la poverinità, no? Delle persone che ti guardano e dicono poverini, poverino, quando vedono Francesco, il fratello, insomma il figlio di Rosa, poverino, poverina lei. Concetto che Rosa non accetta di essere commiserata, no? E quindi combatte anche questo aspetto che paradossalmente potrebbe sembrare invece un aiuto, no?
vicinanza nei confronti dei problemi che questa donna deve affrontare, eppure non è la maniera giusta per avvicinarsi a chi vive una situazione così pesante, così difficile, no? Non lo so se non è la maniera giusta, è la maniera che a mia madre e anche a me, devo dire la verità, sembra la meno giusta possibile. Il riconoscimento della poverinità altrui presuppone da un lato l'idea che si sia in una situazione più favorevole, più fortunata, più felice, più positiva, e quindi una situazione di superiorità. Dall'altro implica la necessità di una sorta di gratitudine per l'attenzione che ti viene riservata in qualità di poverino, e questo la gratitudine è un sentimento difficile da indossare. Quindi anche l'empatia, insomma, in qualche modo. Allora, bisogna vedere cosa si intende, perché in genere colui che fa professione di bontà e riconosce la poverinità negli altri tende a non essere empatico, tende a, come dire, a sviluppare la virtù della distanza. Perché loro sono poverini, noi no. Certo, perché è consolatoria, la poverinità, come dire, è una postura consolatoria, il riconoscimento della poverinità. Quindi questa idea che dietro di noi ci sia qualcuno da guardare perché la sua condizione peggiore della nostra ci fa stare meglio, l'ho sempre trovata insultante, credo che sia un eufemismo, ma al momento non mi viene una parola peggiore, rivoltante, perché al contrario a me capita per esempio che se mi guardo indietro, ipotizzando che dietro esista qualcuno che sta peggio di me, ma usiamo questa metafora, e trovo qualcuno che sta peggio di me, io penso, cavoli, può succedere anche a me, e quindi la prima molla che mi scatta è o per la miseria, no, quindi col cavolo che sto meglio, mi sembra di stare peggio. Però anche questo è un altro modo, come dire, per tenere a distanza le persone. Se io do a una persona la qualifica di poverino, quella persona non appartiene più al mio mondo, appartiene al mondo dei poverini, e quindi io posso guardarlo senza farmi carico di niente che gli appartiene. E a casa nostra sono arrivate schiere di pie donne e di altrettanto pii giovani che immaginando di dover svolgere qualche opera accessoria per guadagnarsi la possibilità di accesso al paradiso il giorno che fossero morti, pensavano che fosse loro compito andare a consolare i poverini, e quindi venivano a casa nostra o perché dovevano portare fuori Francesco o perché magari dovevano sollevare mia madre da qualche cosa, da qualche peso che non so, certo saprei quale, ma non riuscivano a sollevarlo, e ogni volta era come mettere in scena uno spettacolino a beneficio di persone che guardavano senza nemmeno pagare il biglietto, ed era lo spettacolo di come si riesce a resistere nonostante la sventura. E questa cosa è stata molto pesante per me. Nei confronti della bontà professionista ho uno scetticismo che sconfina con la furia. E chi fa professione di bontà, soprattutto in relazione a categorie intere di persone, per esempio io amo i disabili, mi insospettisce molto, ecco, consiglierei la consultazione di uno psicanalista bravo, però è un'opinione del tutto personale, insomma. Beh, nel romanzo ci sono molti ritratti di queste persone, sia di queste pie donne che anche dei ragazzi che poi via via si alternano nell'assistenza, diciamo, pubblica come figure professionali, sì, appunto, no? Loro sono magnifici, sono stati magnifici, sì, sono una presenza magnifica. Che poi sono persone che sono rimaste nella vita sia di Rosa che della figlia che di Francesco, perché ritornano anche una volta concluso il periodo, appunto, di lavoro. Dicevamo che allora Rosa è la protagonista totale assoluta e si potrebbe considerare questo romanzo come un monumento a questa figura di madre, però è un monumento che non cade mai nella geografia, nel senso
che di Rosa si mettono in luce anche le ombre, se mi perdoni questa Mamma immagine. Si mettono in luce anche le ombre e anche i sentimenti molto, molto contraddittori, come anticipavo prima, tra madre e figlia. Ci sono degli episodi che a me hanno colpito moltissimo, come per esempio quando Rosa accompagna a scuola la figlia e le dice non so se mi trovi viva quando esci, che è una cosa pesantissima per una bambina piccola da tollerare, cioè l'angoscia di vivere queste ore a scuola aspettando di uscire e di vedere se la madre ci sarà ancora, se non si sarà tolta la vita per questo peso che sta subendo, sta sopportando da sola, perché poi c'è anche una separazione in corso, insomma questa donna rimane senza il sostegno del marito. Ma anche da parte della figlia c'è negli ultimi anni la difficoltà di andare a trovare la madre, no? Quindi io ho trovato molto onesto, molto sincero, molto difficile da dire, da raccontare, da esprimere, esponendosi in questo modo nella propria complessità e nella nostra umanità, insomma, no? Perché tutti noi abbiamo sentimenti che si alternano, soprattutto poi nell'accoglienza, no? Che diventa un desiderio amorevole, ma diventa anche un peso molto spesso, a cui si vorrebbe sottrarre, ma si vuole continuare a farlo con amore anche, ma siamo umani, no? E quindi i nostri sentimenti molto spesso non sono sempre così nobili, no? Il fatto che vengano raccontati così, con questo linguaggio molto lucido, molto preciso, la scrittura di Federica, poi le chiederò di leggere se ha voglia un pezzettino di uno dei capitoli che mi hanno toccato di più. Ecco, io trovo che non sia stato facile, anche perché un romanzo come questo può essere considerato, se non l'elaborazione di un lutto, però un qualcosa che avviene quando il lutto è stato elaborato e ci può finalmente vedere le cose con la giusta distanza, che secondo me è il concetto fondamentale quando si racconta, quando si scrive, da trovare la giusta distanza, né troppo da lontano né troppo immersi nella storia, insomma. Ecco, questo non so se è una domanda, però ti volevo dare là su questi temi qui. Aiutami, dammi qualche... Le contraddizioni, il personaggio che non è agiografico, no, certo no. Il coraggio di dire le cose come stanno, di parlare dei propri sentimenti anche quando non sono così nobili, no? Nei confronti di una persona che comunque si ama, sì. E quindi rivelarsi nella propria fragilità stessa e nelle proprie contraddizioni anche, non solo quelle dell'altro che viene raccontato, ma anche di noi stessi. Io sono stata molto crudele con mia madre, e mia madre lo è stata altrettanto con me in alcuni momenti, no, non altrettanto, lei di meno probabilmente. Io lo sono stata in modo forse meno necessario, però e forse in qualche misura vendicativo, non lo so, non saprei dire. Però il fatto che i sentimenti e le emozioni siano dipinti di molti colori e non abbiano mai una sola tinta, fa parte di un vissuto che sia mia madre sia io abbiamo sperimentato. E quando c'era mio padre in ospedale, è stato in ospedale per parecchio tempo e poi è morto, e succedeva che io e mia madre uscissimo e andassimo a mangiarci una pizza e facessimo un sacco di risate, eppure stavamo male. E quando mio padre è morto, appunto, a casa nostra sono arrivati i parenti, non abbiamo fatto altro che ridere, ricordando le cose in cui mio padre ci aveva fatto ridere durante la sua vita. E quando mio figlio compiva 5 anni e io lavoravo all'Arena, mi ricordo che con la complicità dei tipografi, dei poligrafici, gli ho fatto una finta prima pagina nella quale ogni pezzo era riservato a lui e c'erano immaginette, era prima pagina, solo che allora ho fatto l'articolo di fondo, perché in qualità di madre ne avevo assolutamente il diritto che nessuno me lo togliesse, e una delle frasi di quell'articolo finto di fondo diceva a mio figlio, insomma, non credere mai a coloro che ti dicono che le emozioni hanno un solo colore e che le emozioni e i sentimenti abbiano un solo colore. Quindi io credo che sia impossibile raccontare una vita, per quanto addensata intorno a dei concetti più che raccontata in modo cronologico. Io credo che sia impossibile raccontare una vita senza raccontare anche le parti
Allora, non posso definirle scure, non posso definirle in ombra, non posso definirle peggiori, non posso definirle le parti di cui ci vergogniamo, ecco. Perché nella esposizione di questa vergogna esiste una verità che mette insieme le persone, che collega le persone e non le stacca le une dalle altre e demolisce la competitività fra persone, che è probabilmente una delle cose più difficili da gestire nella vita, penso per chiunque di noi, sia da vincente sia da sconfitto. Quindi sì, non mi sono vergognata di dire le cose, perché non ha senso vergognarsi, perché sono cose che succedono a tutti. Certo, fanno parte di noi. Sì. Io credo che in questo libro questo aspetto sia un dono che tu fai a chiunque legga questo libro. Io consiglio veramente di leggerlo. Grazie. E come ti dicevo al telefono, in qualche modo, almeno io, leggendolo, sia come madre che come figlia, mi sono sentita non solo capita, ma anche assolta, in qualche modo, no? Perché di errori ne facciamo tanti, possono essere anche errori che non riusciamo a perdonarci, però in qualche modo nel leggere di questo grande amore comunque che la figlia mantiene verso la madre, uno pensa, beh dai, alla fine, con tutto quello che ho combinato nella mia vita, magari i miei figli poi alla fine no, si ricorderanno di me, e comunque con amore, perché bisogna perdonarsi, sia come figlia nei confronti dei genitori che come madre nei confronti dei figli, perché non esiste il genitore perfetto, anche se Bruno Bettelheim ha scritto un saggio che ha intitolato così, ma non ha fatto una bella fine neanche Bettelheim, devo dire, se possiamo dirla tutta, ci ridiamo sopra, dai. E quindi insomma per questo è un libro importante. Io posso dire che è forse il romanzo più bello che ho letto finora. Che meraviglia, grazie. Adesso mi aspetta quello di Panzavolta, ma non l'ho ancora letto. Non facciamo classifiche, no. Ma mi hanno detto che è molto bello anche quello, quindi adesso vediamo. Allora, altre cose ci sono in questo libro, perché come dico è denso, è ricco, è pieno di cose. C'è la storia d'Italia, no? Allora c'è il razzismo, per esempio, perché Rosa, quando arriva dal sud, chiaramente si trova un ambiente che non è proprio tanto accogliente nei suoi confronti, e lo posso riassumere in un episodio. Rosa vede in una vetrina insieme alla figlia un bel colbacco, no, non bello, le sembrava talmente brutto che voleva entrare per vedere a quanto avevano il coraggio di metterlo. Ecco, allora sì. E entra in questo negozio per sapere quanto costa, e la commessa, con un modo molto altezzoso, dice: beh guardi, comunque lei non se lo può permettere. E come va a finire? Che quel colbacco orribile l'ha portato per tutto l'inverno. Quindi per dimostrare che lei se lo poteva permettere, se l'è comprato. Questo è uno dei tanti episodi, perché in questo libro si ride anche, ci sono molte pagine divertenti, molti episodi anche un po' surreali delle volte che succedono e che Federica sa raccontare benissimo. Ma poi c'è anche la lotta per i diritti, quindi tutta la questione della legge Basaglia, no? Marco Cavallo, cioè tutte cose che chi ha la mia età ha vissuto, insomma ha percorso, ha attraversato, e ritrovarle in questo libro è bello. Con una parola molto banale diciamo che è bello, ma siamo reduci. Io sicuramente, tu sei molto più giovane di me, io sono sicuramente reduce di tante cose, e poi c'è la politica, c'è il percorso culturale, perché Rosa ha una licenza elementare, ma è un'autodidatta curiosissima, legge, si informa, studia, chiede, e quindi forse in qualche modo si potrebbe anche considerare un romanzo di formazione, se vogliamo dargli un'etichetta. Sì, potrebbe. Se vogliamo dargliela, non gliela diamo. Manca l'infanzia, però l'età adulta, la transizione dall'età, come dire, giovanile all'età adulta, sì, ecco, o forse di formazione, nel senso che potrebbe
Possiamo applicare questa definizione anche ai romanzi di transizione dall'età adulta alla vecchiaia? Chissà, perché no? Perché non è una formazione pure certo quella. Che lo è. Certo, bisogna imparare a diventare vecchi. Esatto, noi una volta politicamente si parlava di educazione permanente, adesso non se ne parla più purtroppo, come di tante altre cose, ma insomma, e c'è anche questo. E poi c'è il rapporto sud-nord, perché ci sono viaggi che dal nord riportano Rosa con la sua famiglia al sud, dalla sua famiglia, in occasione dei funerali, ma anche in altre occasioni. Tutte le estati anche. E l'estate, e quindi c'è questo raccontare anche ricco di profumi, di sapori, di colori, di odori, di contatti, di persone, di personaggi, che rende questo romanzo veramente pieno, io non saprei dire meglio, con una parola piccola. E poi parliamo della lingua, che appunto, come dicevo, non è mai compiaciuta, ma è sicura, precisa, e vorrei che tu leggessi un pezzettino. Molto volentieri. Se hai voglia. Lasciami solo aggiungere una cosa, che proprio sì, certo, l'altro giorno, più di una. No, proprio l'altro giorno mi sono vista, dopo un sacco di tempo, con una delle mie fonti di quando facevo la cronaca politica, La Cronaca, che è stato il primo giornale in cui ho lavorato, ero ragazza, e lui ha letto questo romanzo e mi ha detto, guarda, è un inno alla vita. E ho trovato questa definizione particolarmente bella. Non so se indovinata, però ha soddisfatto il mio bisogno di, come dire, di affetto in relazione al libro. E mi è parsa una bella cosa, ecco, sì, non è una lamentazione, non è un elenco di cerimonie, non è un apologo, non è non è uno squartamento di visceri, ma è una storia che è appunto un inno alla vita, probabilmente. Sì. Anche perché tu hai avuto occasione di dire che, visto che si parla di una persona nel momento in cui non c'è più, è morta, che è una maniera di dire che non riusciamo a utilizzare frequentemente, no? Perché molto spesso si dice è scomparso, anche nei titoli dei giornali è scomparso, e tu dici no, non è corretto definire scomparse le persone morte, perché comunque rimangono, no? Anzi, forse riusciamo ad avere un rapporto più profondo e più sereno nel momento in cui se ne sono andate, in qualche modo. Almeno io, mia mamma c'è ancora, mio papà non c'è più, però io mi sono resa conto di aver recuperato tantissime cose nel momento in cui è morto, anche prematuramente tra l'altro, rivisitando, ripensando, facendo i conti e anche perdonando e facendomi perdonare tante cose. Quindi anche questo è un concetto che mi è piaciuto molto. Ecco, allora se vuoi, io molto volentieri. Non so se condividerai questa scelta, però il capitolo Breeze 67, che è il rumore che fa, Breeze è il deodorante che è fatto a bottiglietta di plastica che quando tu spremi fa e il 67 penso che sia la profumazione più diffusa, quella che si compra di più. Quello originale, quello normale, diciamo, no? Ecco. E in questo capitolo, che non è molto lungo, non so se vuoi leggerlo tutto, ma c'è tutta rosa. Quindi se vuoi leggerlo, decidi tu quanto, fino a dove, da dove. Sei stata un belvedere, un altopiano, una vetta, un grattacielo, la terrazza in cima alle torri gemelle, un punto di vista imprevedibile, uno scarto inatteso di lato. Sei stata un'epoca, 2 epoche, 3. Sei stata la guerra, la devastazione, i bombardamenti, lo sfollamento in campagna e poi nella galleria dove per proteggersi dall'acqua di fogna i tuoi piedi avevano solo i calzettoni. Sei stata la gioventù fascista e i sabati di sfilate, sei stati i bambini che facevano ressa intorno alle camionette degli americani per afferrare le caramelle. Sei stata la Radio Londra, sei stata la liberazione, sei stata il dopoguerra, la ripresa, il frigorifero e la lavatrice e anche la televisione. Sei stata le serate in cui il quartiere era tutto a casa dei tuoi per vedere il musichiere, sei stata il caffè. Sei stata il caffè di tua madre, quello che col suo profumo richiamava i vicini da voi. Sei stata la Vespa di un Gregory Peck di paese. E sei stata i vestiti fatti dalla sarta con la seta sintetica dei paracadute degli alleati.
Sei stata quella che incorporava negli abiti da sposa i reggiseni che cuciva su misura. Sei stata l'emigrazione al nord, sei stata la meridionale al posto sbagliato, una di quelle che seava ciò, una di quelle che si lavano ciò. Dall'inizio del 59 sei diventata la terrona. Sei stata una fidanzata sbagliata, sei stata una moglie bellissima e delusa, sei stata la madre ferita di Francesco. Con la tua licenza elementare sei stata un pezzetto di Berkeley sul Varchiglione e poi sull'Adige. Sei stata gli anni 70, le BR, e Gustavo Selva, le discussioni in bagno con mio padre che si radeva col giornale radio delle 7 di mattina, che tensione prima di andare a scuola. Sei stata le femministe, la legge sul divorzio e quella sull'aborto. Sei stata la grandissima novità del deodorante Breeze 67, bottiglietta beige e marrone. Squeeze. Sei stata la politica, sei stata gli abiti eleganti, oh la tua eleganza. Sei stata pochi soldi, sei stata l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la pubblicizzazione dei servizi all'handicap, sei stata il partito e sei stata De André. Sei stata e adesso basta con la Chiesa e poi adesso basta anche con Dio, sei stata le battaglie, tu dicevi le lotte e le manifestazioni, le riunioni, le lettere scritte, i discorsi preparati, i federili, e i discorsi pronunciati, i foglietti pieni di appunti, gli angoli strappati e i noi come genitori di bambini handicappati, scritto con la biro, paroline tonde in corsivo. Sei stata abbasso la democrazia cristiana, tu che fosti ragazza dell'Azione Cattolica, sei stata 1000 Marlboro al giorno, dai tempi in cui il tabaccaio non aveva bisogno di sapere se le volevi rosse. Sei stata la grammatica, la sintassi e la struttura, sei stata il calore, la rabbia, la furia, sei stata il sogno sprecato delle case famiglia per disabili, hai avuto 4 zampe come Marco Cavallo, sei stata Trieste, la sua Bora e l'utopia di Basaglia, sei stata e io vado in sezione, così vediamo come va a finire. Sei stata io scrivo a Costanzo e porto qua la televisione, sei stata io scrivo ai giornali, sei stata e a chi vuoi che interessi la fine che fa Francesco. Poi sei stata il silenzio. Sei stata Forlani, Sequestro Moro, il generale della Chiesa, sei stata Tangentopoli e Craxi, sei stata perfino Di Pietro, sei stata addirittura la Lega, sei stata la mamma fuggita di casa con un figlio sfigato e una no, sei stata la vedova di mio padre e di nessuno più, sei stata quella che dobbiamo mettere Francesco in istituto, è inutile credere ancora alle case famiglia, sei stata una malattia autoimmune, sei stata quella che se in fondo alla salita non c'è l'ottimo, allora non si comincia neanche a camminare, sei stata mi fanno male i piedi. Sei stata, ma veramente i giornalisti non dicono niente? Sei stata la Fininvest e Mediaset, sei stata un infarto con la pressione bassa, trigliceridi normali e del colesterolo non parliamo proprio. Sei stata Berlusconi. Sei stata il 25 aprile del 94, un cartello con la scritta sulla Costituzione. Sei stata quella che ha visto i giornali uccidere i sogni, i tuoi e i miei. E poi sei stata quella che niente aveva più senso. Il campo di battaglia ricoperto dei cadaveri di tutte le tue utopie. Sei stata la sconfitta, sei stata la depressione, la disfatta, il dolore dell'insufficienza, sei stata la schiena tutta storta, il passo incerto e lento, il naso che non sente odori, la bocca che non sente sapori, le orecchie che non sentono rumori. Sei stata 2 apparecchi acustici, una frattura al polso, tante piccole cadute in casa come quella che ti lasciò l'avambraccio storto e dolorante quando io stavo per partire per Dublino e tu mi dicesti che no, non eri scivolata a terra. Sei stata uno svenimento a tavola, il mio urlo mamma, sei stata gli inutili antidepressivi. Sei stata vieni qua, cuore di mamma, non ti preoccupare, ogore mamma. Sei stata l'impotenza, sei stata la perdita di coscienza e il risveglio dal coma. È una fibrillazione ventricolare, un altro risveglio, è il sorriso di quel risveglio, è il trasferimento in neurologia, e di neurologico non c'è niente, è il passaggio nella discarica della geriatria, il reparto degli scarti, donne bianchicce avanzate nel piatto della vita, versi gutturali e occhi che non distinguono fra vedere e guardare, anime che non si sa. Sei stata la broncopolmonite, la sacca per la nutrizione, la prospettiva del ritorno in quell'appartamento che chiamavi il Camposanto, e il rifiuto del cibo, e i tuoi milioni di basta davanti al cucchiaino, e le lacrime dell'abbandono, la fine della resistenza. Sei stata la morte, sei stata la scelta di andartene senza farti vedere da me, e sapevi che stavo arrivando. Sei stata chi mi ha restituito alla mia impotenza. Sei stato il tuo corpo morbido e caldo, piccolino,
ora per sempre ostaggio del tuo anarchico Dio che alla fine è ritornata ad amare. Sei stata il mio bacio sulla tua pelle tiepida e già ferma. Sei stata la nonna di Giovanni, la mia nonna con le palle. Sei stata mia madre. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, adesso ci vorrebbe un attimo di silenzio per elaborare queste parole, ma io quando l'ho letto ho pensato che ha inaugurato una forma letteraria. Addirittura? Sì, perché come Perec ha utilizzato il je me souviens, io mi ricordo, no? I ricordi asciutti, senza commento, senza sbrodolamenti sentimentali, tu invece con questo sei stata, potrebbe diventare sei stato nel ricordare chiunque della nostra vita. Trovo che sia un modo molto bello per costruire un ritratto, senza appunto indulgere, no? Nel melenso, nel lacrimevole, nel commiserevole. Ecco, io trovo che sia proprio una bella forma di ricordo e di compianto anche, che introduce in questo romanzo questa figura che è veramente, veramente potente. Un'altra cosa volevo per chiudere, perché come tempi saremmo al limite, il libro si chiude con Lettera al mio giudice di Georges Simenon, ed è una lettera che tu scrivi al medico. E chi di noi non avrebbe avuto il desiderio di scrivere una lettera a un medico che non ha saputo né capire né comprendere e neanche ha capito come rapportarsi, non dico al malato ma neanche ai suoi familiari, no? Perché con questo libro c'è anche il rapporto con la medicina, il rapporto con i medici, la difficoltà di farsi ascoltare. Però poi, per esempio, Rosa rinuncia a denunciare chi ha rovinato la vita di Francesco, che mi sembra anche un atteggiamento sano, perché non si riesce quasi mai ad avere ragione in queste situazioni. Io ne conosco parecchie, è una battaglia dura che non sempre rende giustizia, quindi le energie le ha volute spendere in altro modo e con altri sfoghi, diciamo. E vuoi dire un'ultima cosa su questa lettera, su questo desiderio appunto di fare i conti anche con questa cosa, questo aspetto qui? Questa lettera che io ho indirizzato a un medico della rianimazione neurologica di Borgo Trento, che è l'ospedale dove mia madre è stata ricoverata e dove è morta, era stata inizialmente pubblicata da me sul mio profilo Facebook e alcune persone dell'ospedale di Borgo Trento mi avevano detto che aveva cominciato a circolare nei reparti perché avevano riconosciuto la persona di cui si trattava o perché avevano capito che riguardava comunque Borgo Trento e c'era scritto d'altra parte. E la lettera che io ho spedito, che ho consegnato personalmente a mano al reparto chiusa perché la dessero a questo medico, sulla busta c'era anche il mio nome, cognome, indirizzo e ogni cosa necessaria ad un'eventuale risposta se lui avesse voluto, perché uno dei giorni in cui mia madre era ricoverata in rianimazione neurologica, anzi una sera, una collega di questo medico aveva parlato dell'emogas come di una cosa, come di un indicatore che aveva una qualche rilevanza per stabilire se mia madre stava bene, stava male. Quindi l'indomani, quando io ho incontrato questo medico, gli chiesi dell'emogas e questo si fece una risata di quelle proprio denigratorie. Questi paroloni dove li è andata a cercare? Su internet, mi ha detto. E allora mi è successa una cosa che tante altre volte mi è successa, e cioè quell'operazione molto veloce di contabilizzazione interiore della convenienza versus Cosa faccio adesso? Sì, che faccio? Lo mando a quel paese, gli do una padellata in testa, purtroppo le padelle in rianimazione non ci sono. Quindi ho pensato che tacevo perché aveva la vita di mia madre nelle mani, e però gli potevo scrivere e quindi gli ho scritto. E gli ho scritto che per quanto lui ne sapeva io potevo essere la massima esperta mondiale di emogas e lui non ne sapeva niente.
e che non aveva alcun diritto di trattarmi da imbecille, perché in primo luogo non sono un imbecille, ma lui poteva non saperlo, in secondo luogo perché anche gli imbecilli non possono essere trattati da imbecilli, men che mai dai medici che si prendono cura o degli stessi imbecilli o dei parenti degli imbecilli. E che nella mia vita mi era capitato molte volte di avere a che fare con medici la cui sensibilità ho trovato variabile, ho trovato medici fantastici, lo devo dire, lo devo proprio dire, veramente fantastici, ma anche medici che fantastici non erano, e che quindi gli auguravo che un giorno, magari per qualcuno nei cui confronti lui provava un sentimento visceralmente forte, lui potesse incontrare uno come lui, che lo riducesse al silenzio e che lo costringesse a pensare al modo in cui a volte lui aveva trattato le persone nel corso della sua carriera. E gli spiegavo anche che se mia madre non fosse stata così inerme nel letto davanti al quale lui transitava con il suo camice, con la protezione necessaria naturalmente del suo camice, sarebbe stata lei la prima probabilmente a dargli una ciabattata in testa o qualunque altra cosa a metterlo a posto, utile al riconoscimento. Non ho dubbi. Ecco, e quindi insomma sì, alla fine ho deciso che la scrivevo perché aveva un senso, perché anche questo fa parte della vita di tutti, chi non ha avuto un'esperienza simile. Voglio però dire che scrivere tutte queste cose non serve a niente, voglio anche che non ti ha risposto ovviamente. No, ma non tanto perché lui non mi ha risposto, è che proprio scrivere una vita non serve a niente, serve soltanto a costruire nuove relazioni con persone, ma non serve a niente, dal punto di vista, come dire, nel bilancio della vittoria sconfitta di una vita, vittoriosità o fallimento, per così dire, di una vita, ecco no, non sposta di un milligrammo l'equilibrio dei piatti della bilancia o lo squilibrio in cui precedentemente si trovavano. Non è un'operazione che ha alcun significato pratico, direi, non vale a niente. Grazie Federica. Grazie a voi per l'ospitalità, è stato un piacere. Federica Sgaggio, L'eredità dei vivi, Marsilio. Questo è il consiglio di oggi. Grazie. Domani, grazie di essere venuta fino a qui, di averci parlato di questo libro, della tua esperienza di scrittura e di tante cose. Domani avremo alle 10, quindi domani mattina, Carola Mini Clerico Lussi con La sposa volante, un romanzo, e un libro di racconti, Guido Vianello, ancora un domani, racconti in 3D. Vi ricordo i libri di cui abbiamo parlato finora: l'antologia Natale a Venezia di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon, le curatrici, 16 autori all'interno, La strage degli innocenti di Maurizio Dianese e Gianfranco Bettì, Francesco Baldisserotto, storia di un patriota veneziano di Elisabetta Baldisserotto, e di Mario Coglitore, In seconda fila. Questo è il nostro pacchetto dono per questo Natale. Grazie a tutti, a domani alle 10. Grazie Federica. Grazie a voi, arrivederci.